Promesse scritte sopra i manifesti, poi il conto arriva dentro le case. Chi governa tradisce, lo senti parlare. Sul caro carburante promette di cambiare. Miliardi dei cittadini fuori dai confini, prima della crisi, lontani dai destini. Accordi commerciali, energia scontata, una rotta sicura, una porta spalancata. Mercati per l'export, lavoro nelle mani, ora restano i debiti e i giorni più lontani. E mentre il prezzo sale, il bilancio perde fiato. La scelta non è inevitabile, è un paese abbandonato. Rimettete il paese al centro, non chiedete ancora sacrifici. Tagliate il peso sulle famiglie, basta promesse, servono fatti. Rimettete il paese al centro, prima che si spenga ogni motore. Le risorse sono dei cittadini, non un assegno senza nome. Direttive da lontano, obbedienza senza voce, sottraggono risorse alla piazza e alla bottega. Aumentano i costi, stringono la giornata e l'accisa resta lì intoccata. Il camionista fa i conti sul sedile, la madre conta monete al distributore. Chi produce rallenta, chi esporta si difende, mentre il palazzo rinvia la decisione. Non basta dare colpe né cambiare una parola, serve una svolta adesso, prima che ceda la scuola. Rimettete il paese al centro, non chiedete ancora sacrifici. Tagliate il peso sulle famiglie, basta promesse, servono fatti. Rimettete il paese al centro, prima che si spenga ogni motore. Le risorse sono dei cittadini, non un assegno senza nome. Energia, lavoro, futuro, non si cedono in saldo. Un bilancio trasparente, un accordo davvero saldo. Se la crisi bussa forte, la risposta deve arrivare. Prima la gente, prima il paese, poi tutto il resto da valutare. Rimettete il paese al centro, con coraggio e responsabilità. Ridate fiato alle famiglie, ridate forza alla comunità. Rimettete il paese al centro, questa è la svolta da cercare. Meno parole, interesse nazionale, meno promesse da tradire, più futuro da difendere.